Buongiorno a tutti e bentrovati al nostro consueto appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Oggi volevo parlarvi di un argomento che reputo veramente interessante ed è quello delle spezie. Le spezie che sono alleate delle nostre pietanze e della nostra salute in realtà. Noi spesso le utilizziamo per una questione di gusto, per una questione di palatabilità, per rendere i nostri alimenti più buoni, soprattutto quando siamo a dieta, cioè quando cerchiamo di mangiare in modo sano, a volte anche sbagliando perché riduciamo notevolmente i condimenti come l'olio d'oliva, eliminiamo il sale. Perché appunto siamo a dieta. In realtà il fatto di essere a dieta vuol dire mangiare in modo sano ed equilibrato, quindi con il sale nelle giuste quantità, l'olio extravergine di oliva, l'aceto di mele per esempio e altri condimenti naturali come il limone possono rendere gli alimenti più palatabili e allo stesso tempo più salutari. Le spezie vengono utilizzate da sempre nella nostra alimentazione, a partire magari dall'aglio, dalla cipolla, che hanno notevoli proprietà anche ipoglicemizzanti, quindi aiutano un po' ad abbassare la glicemia nel sangue, quindi di conseguenza produrre meno insulina e ad avere quindi meno infiammazione, ma hanno anche un potere antisettico, antimicrobico, antibatterico, ipotensivo, quindi anche per quanto riguarda la pressione arteriosa, hanno notevoli proprietà benefiche per tutto l'organismo. Spesso noi utilizziamo anche il prezzemolo, il basilico, l'origano, la maggiorana, ecco tutti questi tipi di spezie che quotidianamente servono a rendere i nostri alimenti più gustosi hanno proprietà funzionali per l'organismo, quindi hanno proprietà depurative, danno all'organismo quella quantità di vitamine e sali minerali perché ne sono ricche. Quindi noi se quotidianamente utilizziamo le spezie regaliamo al nostro organismo quei micro nutrienti necessari per la sopravvivenza. Noi di solito utilizziamo le spezie soprattutto sulla carne, sul pesce, no? Ma la cosa fondamentale è il metodo di cottura che noi anche utilizziamo, perché spesso quando si cerca di mangiare in modo sano si evita completamente la frittura. Questa è una cosa sbagliata in realtà, perché se la frittura viene fatta in modo corretto, e poi ve ne parlerò, non deve essere assolutamente eliminata dalla nostra alimentazione. Il metodo di cottura più utilizzato quando si è a dieta è la carne arrosto per esempio, o il pesce al cartoccio, senza l'aggiunta di condimenti. Ecco, in realtà il fatto di mangiare della carne arrosto più volte a settimana fa sì che il nostro organismo abbia una serie di sostanze che sono le sostanze, i prodotti della glicazione avanzata, e non so se avete mai sentito parlare degli AGEs. Ecco, queste sostanze sono sostanze tossiche per l'organismo che si vengono a formare durante la cottura. Quindi quello che noi possiamo fare per minimizzare un pochino la formazione di queste sostanze tossiche è quella di macerare la nostra carne, per esempio nell'aceto o nel limone, almeno per un'ora. Allora noi possiamo farlo aggiungendo anche delle spezie che con i loro poteri benefici fanno sì che il nostro alimento sia ancora più buono per l'organismo. La formazione di queste sostanze è il classico imbrunimento che si forma sugli alimenti, sui prodotti da forno, ma anche sulle patate, sulla carne, sul pesce. Ed è importante che queste sostanze
ne vengano formate poche, ecco, anche perché sono sostanze che intervengono a livello cellulare, a livello del DNA e fanno sì che ci sia anche un invecchiamento cellulare, quindi è importante marinare la nostra carne. Ecco, questa è una chicca che vi do oggi, perché noi spesso lo facciamo semplicemente per una questione, vi ripeto, di gusto e di palatabilità. Adesso a questo aggiungiamo anche una situazione benefica, no? Quindi hanno anche una capacità di benefica per l'organismo. E tante altre sono le spezie di cui potremmo parlare. Non lo so, la curcuma per esempio, lo zenzero, la cannella, sono tutte sostanze, tutte spezie che vanno a intervenire sull'infiammazione, sulle cascate infiammatorie dell'organismo, abbassano la glicemia e fanno sì che l'organismo sia sottoposto a meno infiammazione, meno stress, quindi sono importantissime. Sicuramente noi le spezie che introduciamo con l'alimentazione sono pochi grammi, ok? Però la sinergia tra le varie spezie fa sì che il nostro organismo abbia quel qualcosa in più che manca, che magari manca e provoca una carenza. Allora io con questo per oggi vi lascio. E se avete dei dubbi, delle domande da fare sulle innumerevoli spezie che conosciamo, io vi invito a farmi le vostre domande e sarò lieta di rispondervi. Vi lascio una buona giornata e vi do appuntamento a lunedì prossimo.